gruppo vero e degli amici, perché solo in questo modo si può raggiungere un risultato del genere. Grandissimi. Grazie Jacopo. Vai. Grande Bottiglia, allora com'è? Bene, il terzo scudetto, abbiamo giocato bene, la partita tirata, e Caldaro che pensava di vincere. Non la vuoi? Sì, dai, dammi la coppa. Ecco. Il Caldaro quest'anno voleva vincere a tutti i costi, abbiamo fatto vedere che insomma ci siamo anche noi. L'altro anno 5-0, quest'anno 5-1, faccio un complimento a tutta questa squadra, ai nostri allenatori, al Feltre oggi ci ha fatto un grande tifo, a quelli che sono partiti da Ale, che sono arrivati fino all'Aces, grazie a tutti ragazzi. Al prossimo anno sarà uguale ragazzi. Grazie. Per la terza volta questa squadra alza la coppa al cielo. Come ti senti prima? È una bella soddisfazione, specialmente 2 volte consecutive, e vincere non è facile, ma vincere 2 volte, 2 anni consecutivi è ancora più difficile. Complimenti ai giocatori prima di tutto. Soprattutto sempre contro il Caldaro. Sì, effettivamente eravamo le 2 squadre un po' più forti delle altre, era giusto che ci fosse questa finale qui. Mi dispiace un po' per l'arbitraggio che è stato penalizzante per la partita più che per le squadre. Penso che il risultato sia giusto, ma per la partita è stato penalizzante. Prossimo anno? Prossimo anno cederemo le redini. Grazie primo.